Giulia, vittoria importante che chiude bene il 2023. Oggi mancava per l'appunto anche Goldoni, rientrava Poppa di nuovo, partita però complicata. Ti chiedo cosa ti ha chiesto il mister quando sei entrata? Ma sì, di cercare di giocare velocemente e di cambiare il gioco appunto da una parte all'altra. E lo sapevamo che era una partita difficile e abbiamo lavorato appunto per questo e siamo contenti per i 3 punti che ci permettono di andare a riposare un po' e ricaricare le batterie in vista del Natale. E tra i 2 gol è difficile scegliere, ti chiedo secondo te qual è il più bello e anche qual è il più difficile? No, sicuramente il secondo perché è voluto e cercato, mentre il primo devo ammettere che è stata un po' di fortuna, però nel calcio ci vuole, soprattutto insomma in queste partite qua. E l'ultima che ti faccio, finito il 2023, arriva il 2024, c'è il San Marino, poi la Ternana, come si preparano sfide simili? Ci aspetta un rientro di fuoco, come da inizio anno prepariamo ogni partita come una finale, concentrazione massima e a tutta, perché è questo quello che vogliamo e l'obiettivo è uno e vogliamo arrivare a quello. Grazie. Grazie a voi. Mister, intanto complimenti, vittoria importante. Le chiedo innanzitutto come ha cambiato lo schieramento nel corso del secondo tempo. Insomma, il cambio di Ferrandi è diverso rispetto al solito, non è entrato al posto di Eriksen, è entrato al posto di Colombo. Sì, ti faccio una premessa che insomma era una partita che temevamo perché l'ultima prima della sosta natalizia è stata una settimana molto difficile con continui contrattempi, quindi partita complicata. Abbiamo affrontato una squadra che comunque è venuta a giocarsi la partita, sbagli il rigore, ti innervosisci, abbiamo sprecato qualche altra occasione, ma non siamo state voglio dire le solite, ma ripeto sapevo la difficoltà della partita anche a livello mentale. Questa è una squadra che lavora da 5 mesi ma lavora veramente tanto e quindi anche a livello mentale i ragazzi sono stanchi e hanno bisogno di riposare, di riposarsi da me perché comunque le pressioni sono tante, però è un gruppo straordinario al quale va veramente un mio sentito ringraziamento perché vanno sempre oltre la soglia e quindi c'è da ringraziarle. E poi le chiedo anche un giudizio sul 2023 e a questo punto un proposito per il 2024. Ma ottimo, secondo me ottimo, insomma questa è una squadra che è cresciuta tantissimo, è cresciuta per mentalità, per intensità, per concetti, una squadra che lavora veramente tanto, lavora bene. Abbiamo subito un infortunio tanto importante come quello di Leo Goldoni che sicuramente toglie alla squadra certezze, ma è un gruppo che è composto da buone giocatrici. Vedremo adesso, si aprirà il mercato, cercheremo di capire dove possiamo migliorarla e continuare a lavorare. Grazie. Grazie a voi. Mister, arriva una sconfitta contro la Lazio dopo una vittoria contro il San Marino. L'approccio alla gara è sembrato buono però dalle sue ragazze, le chiedo un giudizio sulla prestazione. No, io sono molto contento, cioè che la Lazio sia più forte di noi e non è che stiamo qua a scoprirlo con questa partita, questo è normale, però abbiamo difeso con ordine, siamo ripartiti. Secondo me il primo tempo il pareggio ci può stare tranquillamente, all'inizio del secondo tempo abbiamo preso la traversa, poi è chiaro che loro hanno spinto sull'acceleratore, ci mancherebbe. E spiace prendere un gol su punizione su un fallo segnato dal guardalinee dopo che tutti quei falli non sono mai stati segnati in tutta la partita. Dà fastidio sta cosa. Le chiedo anche un giudizio sulla mentalità delle sue ragazze che sono venute comunque qui a giocarsi a viso aperto con la Lazio, una squadra comunque anche che ha una buona tenuta difensiva, no? Alla fine la difesa non ha corso grandissimi rischi, i gol sono arrivati alla fine da 2 episodi. Sì, assolutamente sì. Va detta una cosa, che noi siamo partiti abbastanza, noi in questa partita del campionato siamo partiti abbastanza male in fase difensiva, siamo ancora una delle peggiori difese come gol subiti, stiamo lavorando e questo si sta vedendo. Dal punto di vista dell'approccio, l'intensità di gioco eccetera, sono già 3-4 partite che abbiamo cambiato
cambiato ritmo e anche oggi è stata l'ennesima conferma, quindi se siamo un po' dispiaciuti per aver preso gol su 2 episodi contro la Lazio vuol dire che stiamo facendo bene, ecco. E poi l'ultima che le faccio è un giudizio sul 2023, considerando che è l'ultima partita di quest'anno solare. Ma 2023 è iniziato l'anno scorso in Serie C con la cavalcata che ci ha portato a essere in B e quindi è stato sicuramente bello. Abbiamo approcciato la B da Cenerentola, ne promossa con poche disponibilità e siamo riusciti a partire bene e adesso mi sembra che ci stiano giocando le partite, ripeto, cioè uscire con questo tipo di partita contro la Lazio ci può solo far piacere. Grazie mister. Grazie a voi. Dopo la vittoria contro il San Marino arriva la sconfitta contro la Lazio, contro un avversario così complicato. A me è apparsa però una buona prova difensiva, i gol sono arrivati da 2 episodi, forse un po' meglio il primo tempo del secondo. Ma secondo me la prestazione è stata buona, come hai detto tu, difensivamente, ma tutte le ragazze avevano preparato le pressioni, la fase difensiva molto bene, poi purtroppo capitano anche episodi sfavorevoli nel calcio, soprattutto quella della punizione, poi il secondo gol è stata molto brava lei a farlo e ci abbiamo creduto e ci abbiamo provato, però siamo comunque soddisfatti di quello che abbiamo fatto perché lo riporteremo di sicuro nelle prossime partite. Ecco, le prossime partite che saranno nel 2024, allora ti chiedo un giudizio sul tuo 2023 e un tuo augurio per il 2024, un sogno magari che speri di realizzare. Ma il 2023 alla fine il bilancio è positivo, siamo penso a metà classifica ancora in un campionato nuovo con questa squadra che non c'è mai stata in Serie B. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato, quindi tutto sommato direi che è molto positivo. L'anno prossimo spero che potremo sempre continuare a migliorare prestazione con prestazione, sapendo che prendendo consapevolezza di quello che possiamo fare e che possiamo anche mettere in difficoltà squadre molto più blasonate e molto più anche forti, capaci, organizzate di noi, però ce la metteremo tutta. Grazie. Grazie a te.